Allora, domenica ero a casa con mio marito e mia figlia e abbiamo sentito trambusto, rumori di sirene, sono uscita a vedere che cosa succedeva, mi hanno subito chiesto di avvicinarmi e ho trovato questa ragazza incosciente dopo una caduta con la bicicletta. Con i volontari che erano sul posto abbiamo stabilizzato, aveva dei parametri instabili, l'abbiamo stabilizzata e dopodiché è arrivato lì di soccorso e ho intubato la paziente. È andato tutto bene, io ringrazio tutto l'affetto insomma, di tutte le persone che scrivono e che si congratulano per quello che è successo, ma voglio dire che tutto questo fa parte del lavoro che io e tantissimi miei colleghi sul territorio facciamo tutti i giorni e quindi non c'è niente di eccezionale. La cosa importante è che Elena sta bene e io e il papà di Elena ci siamo sentiti stamattina e ci siamo ripromessi di incontrarci non appena Elena starà meglio.